Andrea Rinaldo è il veneziano dell'anno 2025. L'ingegnere idraulico di fama internazionale, nonché docente all'Università di Padova, ha ricevuto il riconoscimento nelle sale apollinee del Teatro La Fenice nel corso della cerimonia ufficiale promossa dall'Associazione Sette Mari. Il premio viene assegnato dal 1978 a personalità, enti e istituzioni che hanno contribuito alla crescita culturale e al prestigio di Venezia, in Italia e nel mondo, proprio come Andrea Rinaldo. Io non so se merito tutto questo, ma certamente mi fa un grandissimo piacere, è proprio una sensazione che immagino in particolare, trasferita anche a quelli che non ci sono più, che avrebbero, venezianissimi della mia famiglia, che avrebbero tenuto moltissimo a questa cosa. Così faccio io. Il premio gli è stato conferito per le competenze scientifiche riconosciute a livello mondiale nel campo dell'idraulica e per l'impegno costante nella salvaguardia di Venezia, anche attraverso la ricerca sui cambiamenti climatici e sugli ambienti costieri. A consegnare il riconoscimento è stato l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin, che ha sottolineato il valore del dialogo tra scienza e politica nella gestione delle sfide legate all'acqua e alla protezione della città.